Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e bentornati in una puntata su Crusader Kings 3. Continuiamo la vita del nostro Duca Rudolfo di Barcellona, eccolo qua, in tutto il suo splendore con sua moglie. Ricordiamo che ci stiamo facendo un gioco di ruolo nella Spagna del Nord. E vorrei farvi vedere una cosa. Devo ringraziare un mio utente, tra l'altro, l'imperatore Teo, che mi ha fatto vedere, mi ha fatto notare questa cosa che io me ne ero completamente... non avevo visto niente di questo territorio qui, ma in realtà è un territorio che mi ricordo apparteneva, e dovreste ricordarvi anche voi, a un vescovato, e poi non so perché l'abbiamo ereditato noi. Va bene. Quindi il nostro conte Triboldi Urgel ha ereditato questo territorio ed è per questo che noi abbiamo tanti claim sulla Lotaringia, eccetera, eccetera, eccetera. Il Papa vuole affidarci anche questa pozione di Germania, eccetera, eccetera, eccetera. Robe strane. Tra l'altro, cliccando sopra il nostro principe di Urgel, vediamo che sta combattendo in questa guerra. Non so che guerra stia facendo, quindi andiamocela a vedere. Ecco, cioè, voi immaginatevi il conte che di un piccolo distretto, questo qua, ok, di Urgel, con un territorio del cacchio, che è questo qua, sta combattendo contro il Burgundi. Va bene, in un combattimento che comprende altri attori molto molto grossi. Abbiamo qui il principe di West Francia e di qui il re Guglielmo del Burgundi. Boh. Ok, e sta anche vincendo. Tra l'altro, andando un po' in giro invece a vedere cosa succede qua, vi faccio vedere questa roba stranissima. Praticamente abbiamo la nostra regina che è in guerra difensiva contro la Galizia in rivolta di questo duca di Fruela, quarto di Fruelez di Galizia. E la sorella detiene solo questa porzione ormai, questo qua, e stanno vincendo la guerra. Ma non solo, perché la sorella è anche in guerra contro una guerra islamica, quindi pure stanno sostenendo anche questa guerra qua. Ma non solo, perché le Asturie sono in guerra anche contro la Danimarca. Cioè ragazzi, un gameplay veramente pazzesco. Cioè non so, io sono l'unico forse che vive in pace, non lo so. Cioè veramente un disastro totale. Il Piedmonte tra l'altro è stato occupato, come potete vedere qua, dal regno del Ducato di Lombardia. Grande Silvio col biscione, ricordiamo la serie. Se non l'avete vista andatela a vedere perché è, vabbè, qualcosa di unico nel panorama di internet. Comunque abbiamo quindi anche il Piedmonte in recessione, ma la cosa più divertente ragazzi è che lui, il re di Aquitania, sta vincendo la guerra contro la West Francia, la potentissima West Francia. Ora ragazzi, io non ho idea di cosa stia succedendo, però va bene. Noi, vi ricordo, abbiamo sollevato le armi a favore della West Francia, che onestamente non mi fa impazzire questa cosa, però cioè è l'unica che ci dà fondamentalmente del supporto, quindi ok, cioè nel senso utilizziamola, sfruttiamola finché il Ducato di Barcellona non diventa più grande, oppure non lo so, magari collasserà su se stesso. Boh, comunque vabbè, ricominciamo la puntata e eravamo rimasti qua, cioè all'assedio di uno dei conti che partecipa alla guerra di West Francia, quindi io spero di fare un bel po' di soldi. Dopodiché passerò alla baronia, quindi proprio al capoluogo, diciamo, alla capitale dell'Aquitania. Non vedo l'ora, anche perché vi ricordo che la nostra famiglia ha dei trascorsi abbastanza pesanti contro l'Aquitania, quindi magari una piccola vendetta, perché no? Va bene, allora intanto andiamo avanti e premiamo play per noi. Vediamo un po' cosa succede. Comunque l'esercito ci costa veramente tantissimo, siamo a 4.1 e un costo veramente esagerato per quando tiriamo sulle armate. Attenzione, arriva il re di Aquitania. Ci dichiarano guerra? Ma chi ci dichiara guerra? Ma stai scherzando? Cioè il conte di questo lembo ci dichiara guerra? Castina clash against il Ducato di Barcellona. Cosa?
3000 truppe. Ma ragazzi, ma che anni sono questi? Ma come fa ad avere 3000 truppe? Ma veramente 3000 truppe? Vabbè, che, a parte che da solo praticamente contiene, cioè detiene tutta l'Aquitania. Ma come si permette? 60 anni, potrebbe anche finire molto, molto bene la guerra per noi. Adesso terminiamo l'assedio e poi cerchiamo un attimo di capire cosa fare. Qui, vabbè, la Francia non sta andando benissimo. Gli dico di partecipare alla guerra. Ovviamente lei accetta e glielo chiedo subito prima che per qualche motivo mi dica di no. Ok, si è unita alla guerra. Beh ragazzi, ho fatto bene a questo punto a chiedere l'alleanza alla Francia appena in tempo. Perché le robe sono veramente strane. Non posso fare nulla qui, quindi andiamo avanti. Potrei chiedere un'alleanza al re, ma lui non vuole. Peccato perché ho dei familiari lì, ma sapete che i sardi sono cocciuti e lontani da noi. Intanto qui meno 57, quindi qualcosina è migliorata la guerra. Però non siamo ancora in buone condizioni. Io vorrei che questo forte cadesse, ma mi sa che è lunga qua ragazzi, perché sa che è lunga. C'è nato Rudolfo di Barcellona. No, Rudolfo come il padre. No, dai, qualcos'altro. Solo che la duchessa Ibrasim sarebbe contenta di dargli il nome mio. Però io non posso dargli... Cioè, Rudolfo è un macello, ragazzi. No, qualcos'altro. Diamogli... No, diamogli un altro nome. Diamogli un nome catalano o cattolico. Gregory. Ma Gregory non sarebbe male. Diamogli un nome. Allora, vediamo se ha delle caratteristiche. No, non c'è nessuna caratteristica, ovviamente. Diamogli. Potremmo dargli un nome del padre, Yusuf. Yusuf, visto che nostra moglie è molto... Yusuf. Yusuf de Barcellona. Quindi già un... No, dai, stiamo sul cristiano andante. David, Bennett, non mi piace. Marcus, Zaccaria. Zaccaria non sarebbe male, eh. Anche Abramo poteva starci. Joseph, Simon, Job. No, Job è proprio brutto. No. Michael, Philip, no. Dai, vediamo. Christian, Joan, Demetrius, Eustache, Joshua. Ma Joshua potrebbe anche starci. Potrebbe anche starci. Joshua di Barcellona. Però, non so, non mi fa impazzire. Vediamo se mi ripropone ancora qualcosa di interessante. Costantino, nome altezzoso. Costantino. No, però vorrei qualcosa che richiami Christopher Luke. Che richiami un nome catalano. A questo punto io direi Diodat, Riculf, Philippe, Lau, Ponchiu, Mathieu. Mathieu, va bene, e Mathieu sia. È nato Mathieu de Barcellona, ragazzi, il nostro Heir. Allora, ce l'abbiamo una bambinaia, sì, ce l'abbiamo, perfetto. E teniamola. Ma che bella notizia. Ma che bella notizia. 2000 uomini qui vedo. Non vedo l'esercito nemico comunque per ora, quindi posso stare tranquillo. Andiamo avanti. Dicono che sono molti di più, quindi... Peccato perché avrei dato volentieri il nome che... Cioè, il nome scelto da mia moglie, però... eccoli qua. Eccoli qua. Io vorrei far crollare questa cittadina prima di rientrare, dai. Che probabilmente essendo in montagna... Ok, ci stanno assediando qua, va bene. Lasciamoli fare. Non aspettavano altro che farci secchi comunque. Non aspettavano altro che farci secchi.
Dai, 3-2 giorni. Oh, finalmente ci siamo presi 20 di denaro per aver occupato la città. Benissimo. E abbiamo preso questa donna. Che chi è questa? Allora, questa mi conviene darla via subito perché sta per diventare cieca. Mi dai 25 di denaro. Peccato, avrei preferito un premio un po' più succolento. Allora, torniamo indietro, cerchiamo di... facciamo un bel rendezvous alla contea di Urgell. The Duel of Language. Quindi vivo in un ducato di Barcellona multiculturale, quindi devo conoscere le lingue, perché non posso farmi trovare in fallo. Potrei imparare il francese da lui. Why not? Però sembra che la sfida sia più ardua del previsto. Potrei altrimenti spendere 50 di denaro che non ho per migliorare il Doil Vulgar, diventa rispettato, oppure dire che il catalano è superiore. Ma allora, secondo me il francese è la lingua che sta un po' affermando in tutta Europa. Io devo conoscerla. È chiaro che posso andare incontro dello stress leggendo sui libri, però ci provo. Mi sono preso dello stress. Vediamo. Intanto torniamo indietro, rinfocilliamo le nostre truppe. Ok. Beh, il mio contributo comunque alla guerra l'ho dato, Comunque ho assediato la capitale di uno dei ducati. Chiaro che adesso devo tornare un attimo indietro e pensare al mio futuro. Qui i paesani che continuano a dare fastidio comunque. Vabbè. Lasciamo perdere. Allora. Ok, ci stiamo. Adesso ci mettiamo in... Ah, è incomprensibile il francese. Potrei migliorare ancora provandoci, oppure spendendo ancora questi maledetti 50. Io non voglio spendere nessun 50, ragazzi, non ho soldi. Quindi continuiamo con lo studio. E vediamo. Ok, intanto il numero di uomini sta crescendo. Come siamo messi qui? Qualche paesano. Scusate, i cavalieri, come siamo messi? Ah, proprio cavalieroni. Voci di San Giorgio 4 nel marziale, 7 nella prowess, nel combattimento. Wow, proprio cavalieroni proprio, Cioè, questo qui che è un normalissimo 9, mi tocca forzarlo. Mamma mia, che schifo, ragazzi. Gioventù bruciata. Questo è un 9, anche questo. Forziamolo e... sì, forziamo anche mio fratello. Il conte no, può permetterlo. Lui forzato, va bene, l'importante è che c'è Napoleon per ora. E tu, mio caro? Ah, schifo. Va bene. Devo forzare dei cavalieri che fanno veramente schifo. Allora, l'unico modo che ho per vincere, ragazzi, è prendere dei mercenari. Che costano parecchio. Ecco, quelli che posso prendere sono quelli in verde. No. Mi porrà in debito, quindi no. Non c'è nessuno che posso prendere davvero. Costano così tanto. Cioè, per 772 uomini costano una marea, vabbè. Niente. Mercenari, opzione mercenari saltata. Andiamo bene, ragazzi. Beh, attendiamo un attimo di recuperare quelle poche truppe e cerchiamo di capire cosa fare, perché di arcieri ne ho veramente pochi, Di arcieri ne ho veramente pochi. 300 uomini. Qui ho altri arcieri ancora. Solo che aumentare la size, oltre a farmi lievitare i costi, no, dobbiamo un attimo attendere, ragazzi.
Lasciamogli prendere... Anche perché qua parliamo di... forest... No. Plants. Ah, pianure. I give up. Niente, non ho imparato il francese, sono una capra. Io sto aspettando i francesi, l'unica cosa posso fare. Però posso... Chi posso liberare? Ah, guarda, guarda. Ah, ho i figli. Ah. Allora, la figlia la lasciamo. E voglio del denaro. Ok. Quell'altro invece ce lo teniamo un attimo. Come ostaggio. Vedete, ho fatto bene ad attaccare qua. Avessi avuto i soldi avrei anche attaccato l'altra capitale, ma non ce li ho. Allora, proviamo la tattica di prima. Mettiamoci sulle montagne. Vediamo di attirarli in un combattimento. Vediamo, Magari riesco a risolvere la questione da solo. Ok. Attenzione, non so se ci prenderanno. Ok. Ok, ragazzi. Allora, beh, non abbiamo così tanti vantaggi però, Abbiamo la difesa sicuramente. Loro hanno un maggior man at arms, quindi sono ben equipaggiati. Però ne abbiamo anche un comandante migliore. Questa che cos'è? La chiesa questa, sì. Vediamo, vediamo, vediamo. Che la chiesa ci porti fortuna. Anche perché comunque sulla carta noi abbiamo un numero minore di truppe, sì. Però pochissimo, differenza. Quindi il terreno farà sicuramente una grande differenza. Vediamo. Ce la stiamo giocando. Siamo a 50-50. Alt, alt, alt. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Un po' di scontri ci sono, però. Non so se la vinciamo questa. Gusbert. Ok, ha fatto fuori. Non lo so, non lo so. È lì, ragazzi. Se ne stanno andando in santa ragione comunque. Questo cos'è? Mio cugino si può sposare con la tizia. Chi è lei? Addirittura in Francia, quindi vuole andare là lui. Vabbè, chi sono io per dirgli di no, onestamente. Ambiziosa, bel personaggio questo. Vabbè, accettiamo. Stringiamo sempre più relazioni con il Regno di Francia. Comunque, stavo dicendo, la guerra, c'è la battaglia. Sembrerebbe che l'impeto si sia fermato. È morto questo duca. Ok. Questa battaglia sta mietendo veramente tantissime vittime, ragazzi. Bene, Aldara intanto ha migliorato la sua performance nella arte della medicina. Qui la vinciamo, ragazzi, la portiamo a casa. La portiamo a casa. Ormai la montagna ha reclamato le sue vittime, signori. Che succede? Blanca di Barcellona. Ah. Allora, a quanto pare Blanca mi ha rubato i vestiti. Quindi possiamo prenderla sul ridere. E quindi avere un figlio grato, praticamente, che stiamo allo scherzo. Oppure darle il nickname di principessa alla moda, che non è male. Non è affatto male. Ed è comunque un Grateful Child. Oppure non ho tempo. Io direi che darle la principessa alla moda come soprannome ci sta. Interviene qualcuno qui. Per ormai la battaglia è completamente vinta.
Perfetto signori, prima battaglia vinta. Questo monte ci sta portando veramente tanto, eccolo qua, tanta fortuna. Andiamo a prenderci questo. Guarda che dovremmo andare in battaglia teoricamente. E se riusciamo a nicchire altri 265 ci porta fortuna. Qui purtroppo la ribellione ha dato i suoi esiti negativi anche per noi. Vediamo se riesco a beccarlo. Dovrei riuscire a beccarlo. No, non l'ho beccato. Però adesso qua sì, lo becchiamo. Ci è sfuggito per un soffio, ma non è sufficiente per fuggire da noi, mio caro. Perfetto, altra battaglia. Combattiamo questa volta nella giungla. Cos'è questa? Una foresta? Una foresta. E li abbiamo massacrati, ragazzi. Massacrati. Ok, allora, qui cosa è successo? Ah, ok. Ma la Castiglia è una cosa a sé stante. Non ho capito, si è divisa? No, ok. Ok, ok, mi fa vedere la schermata. Ok, riprendiamoci il feudo a questo punto. E siamo a più 18, ragazzi. Un po' di scoppolate gliele abbiamo tirate, E come? You had of fate ground claims. Ah, attenzione, posso chiedere a lui di darmi questa porzione qua. No, non mi interessa. Oppure ragazzi, wow, ragazzi, il regno delle Asturie. Posso spendere 530 di pietà e avere il claim sul regno delle Asturie. Beh. Allora, il regno delle Asturie e siamo in guerra. Sono paziente, generoso e gregario. Beh, alla fine è solo il claim. Ah, perché Nuna è anche extra scomunicata. Interessante. Allora ci facciamo dare i claim dal Papa. Nuna, i tuoi duchi hanno attaccato la mia comunità. Sei una strega. E questo è quanto, signori. E questo è quanto. Ora abbiamo il claim sulle Asturie. Eccolo qua. Non riusciremo mai a prenderlo probabilmente, però avere il claim ci piazza già in una situazione particolare. Ci inclina estremamente contro la regina. Regina che tra l'altro non ha voluto sapere nulla di noi, quindi anche questo c'è da considerare. E poi poter prendere il trono significa far fuori il duca, quindi duca ha 62 anni, quindi io mi aspetto che a breve ci lasci le penne. Qui la contea di Carcassonne sta affondando, Devo aiutare. Intanto ho preso un altro prigioniero, il conte Habib. Sì, liberiamolo per tanto denaro, perché ci serve. Ok, perfetto, l'abbiamo liberato. Questo ci ha abbassato un po' la percentuale, però fa nulla. Attenzione, perché vedo un possibile attacco loro. Ritiriamoci. Ci intercettano? No. Ritiriamoci, belli tranquilli. A sto giro non so se ce la facciamo. 1800 uomini è tosta. Potrei provare a scappare e andare di qui. Probabilmente perdo. Migliore comandante in armi, più soldati e più men at arms. Vabbè, ormai non c'è più nulla da fare, non possiamo più scappare da qua. Giochiamocela. Vediamo se anche le montagne a sto giro in qualche modo ci aiutano. Allora,
possiamo... A crop of the new idea. Allora, a quanto pare è arrivata l'innovazione, chiamiamola così, del grano, cioè scusate, del riso. E quindi noi possiamo scegliere, possiamo avere insomma diverse strade e possiamo far parlare il nostro amico Mohamed, Emir Mullad, Ibn Ablal Balasilha. Ok, possiamo chiedere a lui, che sarebbe il... sì, esatto, il regnante di questa parte, che è quello che ci ha attaccato. Lo possiamo pagare, farci dare questa informazione. Oppure cercare di farcelo amico praticamente, cioè di contare sulla nostra amicizia non credo proprio. Oppure possiamo mandare un agente per rubarlo. Ok. Però ho il 100% di possibilità di non farcelo, quindi direi di no. Cioè di non farcela. Oppure dimenticare la cosa. No, paghiamolo e prendiamoci questa innovazione culturale. È importante. Allora, intanto la battaglia sta andando malino, Non stiamo resistendo. Però, non lo so. Sembra che adesso qualche colpo lo stiamo dando. Attenzione, guardate, un'altra vittoria. Un'altra vittoria è possibile. Intanto vedo che qualcuno ha preso il comando, il controllo. Interessante. È morta la Vezza, signori. Non me la sono persa come notifica probabilmente. Ma eccola qui. Eccolo qui. Il regno è passato al conte Riculf di Rossellò. Esatto, guardatela qua. Interessante. E adesso viene a darci una mano lui. Cerchiamo di portarla dalla nostra, dal nostro lato. Qui comunque la stiamo vincendo, ragazzi. Le montagne ci sono ancora salvato. Però siamo lì lì, non è mica detto. Attenzione. Infatti ci dà il 2%, ci dà di vittoria. Adesso l'1. Però a quanto pare abbiamo avuto la meglio. Perfetto, ragazzi. Vittoria. Vittoria ancora, ragazzi. 42% siamo passati. Riusciamo a fare una pace bianca, sì. Offre una pace bianca. Offro una pace bianca. Come truppe adesso siamo molto simili tra di noi, più che altro è lei che vorrei capire cosa fa. Il problema è che per prendere il territorio io devo prendere questo territorio qua. A Barancin. Vabbè, potrebbe anche essere interessante da prendere, però a Barancin 62enne. Allora proviamo ad andare avanti ancora con questo conflitto e vediamo. Proviamo per curiosità, poi se non va bene cercheremo la pace bianca. Riluttante, però siamo comunque in più 27, quindi potremmo effettivamente farcela. Ok, qui stiamo recuperando, qui siamo a 3100. La vedo veramente dura. Fatemi vedere una cosa. Questi 3100 cos'è che vogliono loro esattamente? Scusate. Eccola qua. Rivolta, ma cosa sarebbe qua? Ah, perdiamo controllo, manetta. E perde legittimità. Ok, allora facciamo così, ragazzi. Portiamoli un attimo di qua perché si devono rinfocillare. Devo stare attento anche al debito, perché non voglio andare in negativo, se no non ho soldi per pagare le truppe. Recuperiamo un attimo. Ok, siamo già passati a 1800, 300 uomini così, debotto.
Ok, anche loro stanno salendo. Adesso siamo addirittura superiori noi. Aspettiamo un altro mese. Ok, perfetto. Noi possiamo sbloccare un altro style della diplomacy. Contro possiamo avere uno schema di successo più alto per i familiari, ma a questo giro voglio degli amici un po' più, insomma, creare anche non solo sulla famiglia, ma insomma anche quelli intorno a noi. Siamo già scesi al 31%, ragazzi. White Peace è ancora fattibile, però è rischiosa. Abbiamo recuperato gli uomini. Mancano 7 uomini qua. Ok. Attendiamo un altro mese. Ok, è nato un figlio. Gusbert, va bene, Gusbert mi piace. Eccoli che si ripresentano ancora, ne facciamo la solita tattica. Però a sto giro siamo 2360. Ho visto delle altre truppe. Ritorniamoci sopra. Sempre al santuario. Il sacro santuario di cos'è che è il tempio Shrine Building? Non c'è il nome. Di Calassite. Di Calassite. Allora, ci ignorano, perché dopo le batoste che hanno preso hanno capito che non ci devono sfidare. E noi allora scendiamo. Vanno addirittura sulle montagne. Mi chiamano ancora in guerra, ragazzi. Porca miseria. Mi chiamano ancora in guerra. Beh, la guerra sembra abbastanza semplice. Tanto una guerra è conclusa. Va bene, accettiamo, solo perché vorrei avere l'onore. Che succede? Dio lo vuole, signori. Finalmente i cristiani hanno accesso alle crociate organizzate dal Papa. Bene. Che succede? Enemy ally journal war contro Rogus war subiti. Ah, ok, sembrava scusate, l'ho confuso, sembrava mio nonno. Ok. Quindi la West Francia ha perso? The war. La guerra è stata persa, quindi cosa è successo? Oddio, ragazzi. Oddio, un macello. Si è espansa l'Aquitania e la Frisia anche. C'è un bel blocco, non mi ricordo se prima c'era, wow. La Francia non è proprio messa benissimo, eh. Forse ho puntato sul cavallo sbagliato. Intanto i nemici prendono una direzione diversa. Punteranno probabilmente a Barcellona stessa, probabilmente. No. Puntano a Tarragona. Qui abbiamo perso gli uomini. Vediamo se c'è uno scontro tra i paesani e loro, magari. Ci potrebbe dare dei piccoli vantaggi. Intanto lui è la sua azione, come si dice, la sua mitigazione è andata bene, è posseduto. Come posseduto? Lo posso denunciare? Facciamo così. Smettiamo di fare lo sway, perché questo bisogna sistemarlo. Però adesso è ancora presto per mettere a tacere.
Intanto qui il castello del conte, vorrei capire. Intanto lei continua a migliorare le skill, mamma mia, lei è pazzesca. Vorrei capire un attimo qui com'è la situazione. Vorrei vedere il forte caduto. Cavoli, se solo un forte livello 1. Allora, vediamo un attimo. Questa è la guerra. Mi accetterebbe ancora una white piece all'ultimo. Gliela strappiamo una white piece, ragazzi, perché... Allora, lui ha 63 anni, quanto durerà ancora? Poco. Ma io non posso fare moltissimo. Strappiamogli una white piece. Voglio mettermi al sicuro. Perfetto, nulla di fatto. Ce la caviamo ancora, ragazzi. Ce la caviamo ancora, incredibile. Ce la caviamo ancora. Con una pace bianca. Prego, questo sgradito signore da tenere sotto controllo, finché dura. C'è un sacco di figli, tra l'altro. Va bene, ma non mi preoccupa. Vediamo la prossima guerra. West Francia contro Aquitania ancora. Qui abbiamo ancora acquisito la parte dietro questa schermata qua. E quindi, insomma... wow, possiamo prepararci alla guerra. Possiamo partecipare alla guerra. Possiamo spendere 87 di denaro che non ho, quindi finanziarla. Oppure addirittura unirmi. Vabbè. Io direi a questo punto i miei uomini saranno felici di unirsi. E fermi per carità prima che accadano cose. Beneficiario. Un beneficiario. Potrei mandare mio fratello. O me stesso. No dai, mettiamolo a mio fratello. Ok, va bene signori, direi di fermarci qui anche perché abbiamo visto diverse cose. E Burgundi poverino veramente devastato. Anche l'Aquitania comunque conquista la West Francia. Tanta roba, veramente tanta roba. Noi ce la siamo ancora cavata per il rotto della cuffia. Vediamo le prossime guerre. Guardalo qui che bello. Guardalo qui. Va bene dai, ne discutiamo il prossimo giro. Grazie per essere rimasti con me. Io ve lo faccio vedere dall'alto. Grazie ancora al mio utente che mi ha dato questa dritta. E noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi. Hours later. Vabbè. Io direi a questo punto i miei uomini saranno felici di unirsi. E fermi per carità prima che accadano cose. Beneficiario. Un beneficiario. Potrei mandare mio fratello. O me stesso. No dai, mettiamolo a mio fratello. Ok, va bene signori, direi di fermarci qui anche perché abbiamo visto diverse cose. E Burgundi poverino veramente devastato. Anche l'Aquitania comunque conquista la West Francia. Tanta roba, veramente tanta roba. Noi ce la siamo ancora cavata per il rotto della cuffia. Vediamo le prossime guerre. Guardalo qui che bello. Guardalo qui. Va bene dai, ne discutiamo il prossimo giro. Grazie per essere rimasti con me. Io ve lo faccio vedere dall'alto. Grazie ancora al mio utente che mi ha dato questa dritta. E noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.